Arrestato in Spagna uno dei 3 presunti sicari di Margherita Ceschin, uccisa a Conegliano, secondo la procura per ordine dell'ex marito stanco di pagarle l'assegno mensile. Mamma, arrivo tra 20 minuti, l'ultimo messaggio di Patrick Meltin prima del tragico schianto sulla Feltrina a Pederobba, Castelcucco, le lacrime di papà Walter, era un angelo, avrebbe compiuto 23 anni tra pochi giorni. Un passato recentissimo da ciclista professionista, ora Patrick faceva l'influencer raccontando di sport e viaggi, il ricordo del liceo di Bassano che aveva frequentato, un bravissimo ragazzo, dicono. Il sindaco di Castelcucco si commuove parlando di Patrick, era amico dei miei figli, decisa la sospensione degli eventi dell'Epifania in paese. Follia a Cinto Cao Maggiore, papà separato getta la figlia di 5 anni dal terrazzino del primo piano e si butta anche lui, la bimba ricoverata a Treviso, l'uomo illeso fermato per tentato omicidio. 2024, allarme e carenza di personale nei comuni della Marca, mancano 265 figure professionali. Il caso del sindaco di Cessalto, costretto ad affiancare in pattuglia l'unico vigile urbano del paese. Il controesodo dal Cadore nel fine settimana rischia di mandare in tilt la viabilità. La prefettura predispone un piano di sicurezza con le forze dell'ordine. Allerta meteo per le abbondanti piogge in arrivo nelle prossime ore e per tutto il weekend. 10 centimetri di pioggia in 2 giorni, secondo il meteorologo Iannicelli. Monitorati i fiumi. Intanto stasera il Panevin di Arcade sfida il maltempo. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso dunque si apre con un'ampia pagina di cronaca a partire dall'omicidio a Conegliano di Margherita Ceschin. Lo ricorderete, omicidio che fu, secondo la procura, uccisa su mandato dell'ex marito Enzo Lorenzon, stanco di pagarle l'assegno mensile. Ebbene, in Spagna è stato rintracciato, arrestato il secondo dei 3 presunti esecutori materiali della donna. Stiamo proseguendo le indagini nei confronti degli altri 2 soggetti che secondo noi sono gli esecutori materiali insieme a Lorenzo Antonio. Così aveva dichiarato lo scorso 25 luglio il procuratore di Treviso Marco Martani, annunciando i primi 4 arresti per l'omicidio su commissione a Conegliano della 72enne Margherita Ceschin, trovata morta a fine giugno nella sua abitazione. Mercoledì sera El Vendrell, 70 km da Barcellona, è finito in manette José Luis Mateo Garcia, 29 anni, dominicano, considerato uno dei 3 esecutori materiali del delitto, in concorso con Sergio Antonio Lorenzo, già in cella, e con il fratello di quest'ultimo, Joel, tuttora ricercato. Da ottobre su José Luis Mateo Garcia pendeva un mandato di arresto europeo emesso dal Tribunale di Treviso. Il giovane è stato rintracciato al termine di una specifica attività di localizzazione svolta dal Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia su attivazione di procura e carabinieri. È stato dunque preso in custodia dalla Polizia Nazionale Iberica in attesa di essere consegnato alle autorità italiane. Gli investigatori sapevano che 2 dei presunti responsabili del delitto erano ritornati in Spagna, da dove erano arrivati espressamente per commettere l'omicidio, i cui mandanti vengono considerati l'ex marito della vittima, il 79enne Enzo Lorenzon, e la compagna 32enne di Lazy Guzman. La mattina dopo dell'omicidio li possiamo seguire nel loro percorso, verosimilmente a bordo del Freelander del Lorenzon, fino alla frontiera di Ventimiglia. All'appello manca dunque solo uno dei presunti killer, ma l'arresto di Matteo Garcia mette un altro punto fermo. Eravamo fiduciosi che questo avvenisse, anche perché la città era stata sconvolta da un ennesimo caso di femminicidio e ci aspettavamo tutti questa conclusione. Grazie alle forze dell'ordine abbiamo fiducia nella giustizia, ma ci aspettiamo una pena esemplare. Lo sforzo fatto dalle forze dell'ordine è stato encomiabile, hanno fatto delle indagini incredibili, il risultato è stato ottenuto. Adesso ci affidiamo alla giustizia e speriamo che questa persona debba e rimanga in carcere molto 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 a lungo. E adesso la tragedia lungo la Feltrina ieri sera. Mamma, arrivo tra 20 minuti, è stato l'ultimo messaggio di Patrick Meltin prima del tragico schianto a Pederobba. A Castelcucco intanto le lacrime di papà Walter che dice era un angelo. No, aspetta, no. No. Anche la camera si abbassa di fronte alle lacrime di un papà distrutto dal dolore. Perché Walter Mentil, con la moglie e il secondo figlio, hanno solo lacrime per sfogare la disperazione per la morte del loro Patrick. Un figlio esemplare.
un figlio che non mi ha dato un problema, è sempre stato lo sportivo pieno e sempre leale con tutti. Walter ricorda la passione di Patrick per la bicicletta. Ha corso anche a alti livelli, quindi si allenava spesso, però anche con i ragazzi della Termopiave dove è cresciuto, del vivaio dove è cresciuto, l'ultimo anno ha dato una mano a portare fuori i ragazzi con le bici, era volontariato anche quello alla fine, per i bambini, per i giovanissimi. E cosa posso dirti? Un figlio squisito, una roba che... una roba pazzesca, era sempre attivo, aveva adesso una community di non so quanti ragazzi, centinaia, e faceva sto lavoro di business, marketing, network marketing. Poi il ricordo delle ultime parole al telefono con la mamma. E ha detto 20 minuti arrivo, poi doveva andare a salutare un amico che parte per l'Erasmus in Olanda. Quindi era sempre impegnato, sempre così, un po' così. Coraggio. Sì, nonostante. Un angelo. Era un angelo, scrivi che era un angelo. Avrebbe compiuto 23 anni il prossimo 18 gennaio. Patrick, a Costa al Cucco c'è la comunità sotto shock. Ancora gravi i 2 dei 3 feriti nello schianto frontale sulla Feltrina. Sto costruendo una community di amanti dell'adrenalina con cui vivere le esperienze più assurde nei posti più belli del mondo. Patrick le raccontava così su Instagram le sue avventure tra sport, viaggi e adrenalina. Inseguire i propri sogni, una delle frasi più ricorrenti, ora che dopo aver corso come ciclista professionista con il World Service Marchiol Vega, lo stesso team di Davide Rebellin, aveva scelto, mentre studiava all'Università di Padova, di guadagnarsi da vivere come influencer con la rubrica Project No Limits. Vitalità ed entusiasmo, quelli di Patrick Mentil, spezzate a pochi giorni dal suo 23° compleanno sulla Feltrina a Onigo di Pederobba. La sua Audi A3 che durante un sorpasso impatta frontalmente contro una Land Rover, a bordo 3 ragazzi di Montebelluna. Due di loro, entrambi 27enni, sono ancora in prognosi riservata, in gravi condizioni ma fortunatamente non in pericolo di vita. Ai carabinieri il compito di ricostruire la dinamica. A Castelcucco intanto in pochi minuti la notizia ha travolto tutti, a partire dal sindaco. Siamo tutti quanti scossi ancora, è difficile accettare una novità di questo genere. Anche i miei figli appunto stamattina lo piangono. Scusatemi se sono ancora scosso, ma la cosa è particolare, devo trovare anche un momento di serenità per andare a trovare la famiglia. E fatalità, anch'io ieri sera arrivavo da Treviso e purtroppo la fatalità ha voluto che i carabinieri mi dirottassero fuori dalla Feltrina e nel reimettermi mi sono reso conto della gravità dell'incidente. Un giovane speciale attivo anche nel volontariato con il gruppo Castelcucco Young e che il primo cittadino aveva premiato un paio d'anni fa. Lui aveva partecipato al Giro d'Italia dilettanti e per una realtà piccola come la nostra era motivo di orgoglio, per cui avevamo ritenuto opportuno di premiarlo. Un lutto che ha spinto il comune e la parrocchia a sospendere le iniziative dell'Epifania, dal concerto per la vigilia in piazza alla consegna delle calze ai ragazzini. Assolutamente sì, doveroso nel rispetto della famiglia Mentil che sono castelcucchesi doc, e ci è sembrato doveroso assolutamente procrastinare questo evento. Intanto la comunità si aggrappa a quei video, a quel volto sorridente, alla gioia di Patrick tra surf e snowboard. Lui che vedeva davanti a sé un futuro ricco di esperienze, ora finite per sempre. E sai che c'è? Oggi uso tutto questo per vivere la vita per me più figa in assoluto. 3, 2, 1, girls wanna have fun. If the man don't dance, he's done. Tell him move on, get the man gone. Now can I get a cook? Sono ore di ricordo anche per chi lo ha avuto come allievo al liceo scientifico da Ponte a Bassano del Grappa. Vivace, solare, sorridente.
Così viene descritto dalla professoressa di italiano Francesca Destro Patrick Mentil, il ragazzo morto giovedì sera in un terribile incidente stradale. Patrick, promessa del ciclismo, che avrebbe compiuto il 18 di questo mese 23 anni, aveva frequentato il liceo scientifico Jacopo da Ponte di Bassano, seguendo l'indirizzo sportivo. La notizia del suo decesso ha lasciato sconvolta la scuola. Un alunno che impegnato a scuola, impegnato nello sport, una promessa del ciclismo. La scuola ha provveduto a inviare tempestivamente alla famiglia un telegramma di condoglianze. Al momento questo abbiamo pensato, perché oltre che essere rimasti scioccati, nell'immediato assolutamente non possono esserci idee anche adatte per il ricordo di un giovane ragazzo di 22 anni. Nei prossimi giorni, al rientro da queste vacanze, penseremo a qualcosa sicuramente. La sua fu la prima classe del liceo a intraprendere l'allora nuovo percorso sportivo e il gruppo è rimasto molto unito tutt'oggi. Anche per loro uno shock perdere il compagno. Stamattina questa notizia terribile proprio nella chat di classe che noi conserviamo su WhatsApp. È stato un bravo alunno e si è diplomato con 92 centesimi in quell'anno in cui si svolgevano solo gli esami orali, ma lui è stato sempre in gamba, è stato in grado di gestire la situazione. Stamattina con la professoressa Tonellotto abbiamo condiviso alcuni fotogrammi privati anche della gita a Berlino che abbiamo svolto con la allora quinta LS nell'ottobre del 2019 ed era proprio sorridente. Siamo andati all'Olympia Stadium e quindi per loro è stato un momento gratificante e soprattutto per Patrick. L'alta velocità dei mezzi ha certamente concorso nello schianto mortale sulla Feltrina all'altezza di Pederobba, e poi c'è quella strada, la maledetta Feltrina come l'ha chiamata il sindaco di Castelcucco anche nella nostra prima edizione. Questi fiori di plastica ad appena 10 metri dal punto dello schianto della notte scorsa testimoniano meglio di ogni altra immagine la pericolosità di questo tratto di Feltrina nel comune di Pederobba. Qui a perdere la vita qualche anno fa è stata una cittadina cinese e la causa è stata l'eccesso di velocità, perché il tratto rettilineo e l'ampia visibilità ai lati danno una falsa sensazione di sicurezza mentre si spinge sul pedale. Ecco perché da tempo il sindaco Marco Turato, ma anche i suoi predecessori, hanno cercato di ottenere mezzi di dissuasione all'eccesso di velocità. Il primo impegno che ci siamo presi attraverso anche la prefettura è dell'installazione di un autovelox, ma penso che non sia la soluzione migliore. Per il sindaco all'autovelox e quindi alla repressione va sostituita una nuova concezione di viabilità che, imponendo velocità adeguate, risolverebbe anche l'immissione dei veicoli dal centro di Onigo. La soluzione definitiva sarebbe la realizzazione della rotatoria nell'intersezione della frazione di Onigo. Ecco, ma chi deve fare questa rotatoria? Beh, ovviamente Veneto Strade. Io mi sono già incontrato con i vertici anni fa per trovare questa soluzione. La risposta però fino ad oggi è stata positiva sulla carta, un po' meno sui finanziamenti. Ma chi dovrebbe finanziare questa opera? Ovviamente Veneto Strade è proprietaria del tratto in questione. Loro hanno dato la disponibilità per quel che riguarda la realizzazione, ma non mettendo sul tavolo i soldi necessari. E quindi dove possiamo andarli a trovare? Sul PNRR? Io spero ci si possa trovare di nuovo attorno ad un tavolo e trovare una soluzione definitiva, trovando le risorse necessarie per intervenire in maniera importante in quel tratto di strada maledetto. Ancora la cronaca: è ricoverata infatti all'ospedale di Treviso la bimba di 5 anni che è stata gettata dal terrazzino del primo piano dal papà separato, un quarantenne che poi ha tentato il suicidio. L'uomo è stato fermato per tentato omicidio. Lui era fuori completo, sembrava posseduto, io con la testa, petto nudo, diceva frasi stranissime. Ma si ricorda cosa? Da suicidarsi, adesso chiudo gli occhi e moriamo tutti. È ancora sotto shock il vicino di casa del 43enne che la scorsa notte ha gettato la figlia di 5 anni dal terrazzino del primo piano del proprio appartamento, lanciandosi anche lui subito dopo, rimanendo illeso. Momenti terribili che hanno sconvolto via Tiepolo. Erano circa le 23 quando le urla hanno destato l'attenzione dei residenti della zona di Cinto Caomaggiore. Prima di buttarla fuori l'ha chiusa, dopo la bambina ha iniziato a battere, sentavamo dei pugni. Io sono corso giù in giardino per andare
praticamente sotto con la pila a vedere se potevo fare qualcosa e nel mentre lui è uscito e l'ha gettata, insomma. Dopodiché si è buttato subito lui. Io non ho visto tutta la scena perché nel mentre scendevo lui l'ha presa e l'ha gettata, perché il mio confinante ha detto l'ha buttata, io sono corso giù e ho fatto il giro perché abito qua dietro e c'era sto ragazzino che è riuscito a scavalcare, a prendere la bambina, poi me l'ha data a me e con altri gli hanno corso dietro. Fuori di sé e a torso nudo, è in questo lo stato che i testimoni dell'accaduto riferiscono aver trovato l'uomo che da qualche tempo vive da solo nell'appartamento del piccolo paese di poco più di 3.000 abitanti. Separato dalla compagna aveva in affido la piccola bambina per le vacanze di Natale, un gesto sconsiderato che i residenti della zona non si spiegano. Ho chiamato io per primi carabinieri e io abito su le case quelle dopo. Ma il giorno prima? Anche la notte prima, specialmente la notte prima, alle 4 del mattino mi sono affacciato che lui è dato di testa e lì per lì pensavo fossero dei ladri, qualcuno, abbiamo lasciato stare. Ieri sera alle 11, come abbiamo risentito, sono sceso e ho chiamato subito i carabinieri. Lui ce l'aveva secondo me al telefono con la moglie che non era qua presente, ex moglie non lo so. E poi come abbiamo sentito la bambina piangere ho chiamato subito. Bambina che miracolosamente non è in pericolo di vita nonostante il trauma cranico riportato. Sul posto i sanitari del SUEM 118 che hanno provveduto immediatamente a stabilizzare la piccola per poi trasportarla in codice rosso all'ospedale Cafoncello di Treviso, dove è attualmente ricoverata nel reparto di pediatria assistita dalla madre. Il racconto di quei momenti ancora scolpito in chi l'ha soccorsa. Piangeva e basta, povera. Era tutta traumatizzata, balbettava, aveva tutti i capelli pieni di sangue. Ha risposto alle domande? Sì, dopo ha detto anche che aveva 5 anni, come si chiamava, bene o male dopo si è tranquillizzata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Portogruaro. L'uomo ancora fuori di sé è stato portato in ospedale dove è tuttora piantonato in stato di fermo come indiziato di delitto con l'ipotesi di reato di tentato omicidio. Ancora la cronaca e torniamo nella Marca con la caldaia difettosa e la paura per una famiglia di Dosson di Casiano intossicata dal monossido di carbonio, ricoverata a Treviso. Sul posto i carabinieri e il SUEM, marito, moglie e 2 figli adolescenti sono stati ricoverati, fortunatamente non in pericolo di vita. Dai primi accertamenti la caldaia risultava regolarmente revisionata. I vigili del fuoco intervenuti sul posto hanno dichiarato comunque temporaneamente non agibile l'abitazione. Lasciamo la cronaca, parliamo di un problema molto grave anche in questo 2024, forse ancora più grave nel 2024. Parliamo della carenza di personale nella pubblica amministrazione e soprattutto nei comuni. Quasi 300 figure professionali che mancano nei municipi della Marca e che rischiano davvero di inceppare la macchina amministrativa. Ci sono anche casi surreali come a Cessalto. Sono 265 le figure professionali che mancano nei municipi della provincia, dato fornito dal sindaco di Spresiano Marco Della Pietra, presidente del centro studi dell'Associazione Comuni Marca Trevigiana. Si tratta di personale amministrativo, tecnici, operai, agenti di polizia locale. A proposito di vigili, emblematico quanto accade a Cessalto, dove c'è un solo agente in servizio affiancato in caso di necessità proprio dal sindaco. Avendo molto spesso in servizio un vigile solo, devo andare con lui, come spesso accade in tutte le amministrazioni piccole. Crosato qualche giorno fa ha incontrato il prefetto presentandogli la problematica. Soprattutto la carenza cronica di personale, siamo passati da 20 dipendenti a praticamente i 10 di adesso, c'è una riduzione del 50%. Di queste 10 persone, spiega ancora il primo cittadino, nei prossimi mesi 4 lasceranno il posto per pensionamento. Ma Cessalto è solo un caso, seppur significativo, di quanto accade in molti comuni trevigiani. A Spresiano, ad esempio, manca un agente di polizia locale e un addetto all'ufficio tecnico. A Farra di Soligo il sindaco Mattia Perencin è alla ricerca di un geometra e di un operaio dopo un pensionamento. Nonostante il concorso fatto un anno fa, nessuno dei 4 vincitori ha accettato il posto. Anche a Ponte di Piave manca un operaio, si cerca una figura che possa essere pure autista. Si è fatta prima una ricerca di personale, poi la sindaca Paola Roma aveva 3 strade: o scegliere l'avviso di mobilità, o indire un concorso, o chiedere ai colleghi di avere una graduatoria da un altro comune. Quest'ultima opzione quella scelta. La prima cittadina, come presidente dell'Associazione Comuni Marca Trevigiana, ha avanzato al governo una richiesta ben precisa.
salvo il limite massimo della spesa, di avere un'autonomia all'interno di questa spesa e quindi di poter non avere quei limiti posti, per esempio con la spesa del personale degli anni 2011-2013. Anche da ANCI Veneto arriva una richiesta all'esecutivo dal suo presidente Mario Conte, sindaco del comune di Treviso, che in 20 anni ha perso 250 dipendenti. Chiediamo di non andare ulteriormente in difficoltà se qualcuno va in pensione, quantomeno che ci venga data la possibilità di reinserire un nuovo dipendente più giovane, più preparato e con delle caratteristiche naturali già predisposte alla digitalizzazione. L'allerta meteo, ma anche i panevini, i saldi, tutto questo e quant'altro subito dopo la pubblicità. Rieccoci in diretta, il telegiornale di Treviso, e allora parliamo di meteo, di allerta meteo, perché comincia un weekend, è già iniziato di fatto un weekend che si preannuncia molto difficile sul fronte del maltempo. Tra venerdì, sabato e domenica si prevede, è una previsione per carità, ma circa 100 mm di pioggia. 10 centimetri d'acqua in un solo fine settimana. C'è preoccupazione per l'allerta meteo diramata nel pomeriggio di oggi dalla Regione Veneto per criticità idrogeologica nel bacino Piave Pedemontano e per criticità idraulica nei bacini Brenta, Bacchiglione e Alpone. Questa quantità, che corrisponde a 100 litri di pioggia per ogni metro quadro di suolo, naturalmente in modo teorico però anche pratico, e quindi è una quantità di pioggia che normalmente cade in più del tutto il mese di gennaio. L'ondata di maltempo inizierà nella serata di venerdì per poi intensificarsi in nottata. Sabato avremo il clou, una giornata all'insegna della pioggia, pioggia molto abbondante, e per domenica in gran parte ancora pioggia, poi il tempo migliorerà, diciamo un'attenuazione dei fenomeni nella seconda parte. Pioggia intensa che in quota diventerà neve. Tanta neve in montagna, la quota intorno ai 1000-1200 metri, però ci si aspetta almeno nelle nostre Alpi anche 30-35 centimetri di pioggia. Preoccupazione per le piogge ma non per il vento. Il vento potrà avere dei rinforzi localmente dai quadranti settentrionali, ma non dovrebbe essere più forte di tanto, ecco, qualche rinforzo. Una perturbazione intensa ma tutto sommato di breve durata. Da lunedì addirittura è previsto il cielo sereno e quindi con un tempo più stabile. Attenzione però alle temperature che caleranno vistosamente. Per la prossima settimana invece avremo un paio di gradi, anche 3 gradi temporaneamente sotto lo zero, quindi avremo qualche gelata notturna anche in pianura. Insomma, questo è quello che ci aspetta, ma già la pioggia si è fatta sentire in queste ore, già dal pomeriggio e già in questo momento, tanto da scoraggiare molti panevin con slittamenti dell'ultima ora, non però il panevin più famoso, quello di Arcade, che con qualunque tempo ovviamente viene realizzato nel suo falò tradizionale. Allora, il nostro Lucio Zanato in collegamento con il sindaco Presti proprio da Arcade, dove fra mezz'ora, credo, verrà acceso il falò più famoso della Marca, è vero? Sì, buonasera Nicola, buonasera ai telespettatori di Antenna 3, buonasera a tutti voi. Siamo qui in diretta un po' prima con il sindaco Domenico Presti. Perché? Perché abbiamo ricevuto tante richieste per sapere se questa pira, nonostante la pioggia, si accenderà. E allora, sindaco, cosa diciamo ai nostri telespettatori? Di venire? Buonasera a tutti, noi vi aspettiamo come sempre, solo abbiamo anticipato di mezz'ora l'accensione della pira, sta per arrivare anche il nostro governatore come ormai della tradizione, quindi vi aspettiamo. Non potevamo ovviamente rimandare perché sapete bene che è un lavoro straordinario immane della speciale e meravigliosa macchina alpina. Quante persone? Abbiamo tra alpini, volontari, protezione civile per la sicurezza e forze di polizia, abbiamo impegnato 150 persone. E quindi una macchina non si poteva fermare? È una macchina che non si può fermare, è una macchina meravigliosa, quindi noi vogliamo che sia premiata della presenza dei trevigiani, quindi forza gente, venite qui da noi. Ecco, esatto, qui dietro vedete in penombra abbiamo la pira. Quanto è alta, giusto ricordiamo? Beh, la pira è sempre alta sui 9 metri, come è alto il palo. Ecco, e poi va ricordato, faive a sera, faive a mattina, come funziona? Beh, faive a mattina piena sacco a farina, faive a sera
non so come... È piena caliera. Piena caliera. Mattina si va a farina, noi speriamo che sia sera, avremo bisogno di un anno anche di buona fortuna. Senta però, e se non si accende? No, sono certo che si accenderà, non dubitate che si accenderà sicuramente. Perché se no la sfortuna è totale se non si accende. No, l'accendiamo, state certi. Quindi appuntamento 20:30 qui per vedere insieme, presumo, l'unico Panevin che si accenderà sulla Marca. A te Nicola. Grazie a Lucio Zanato, e poi tu ci racconterai domani come è andata con le immagini, le interviste, questo appuntamento tradizionale. Restiamo in tema. Panevin, antidoto alla follia. Estremizza così lo psicologo Casteller il ruolo di luoghi di incontro reali, come i roghi dell'Epifania, in un'epoca di luoghi virtuali, i social, e attacca i comuni che li cancellano. Se da un lato comprendo la volontà di tutelare l'ambiente, dall'altro non giustifico l'azione di non tutela delle menti umane. Attenzione a cancellare con troppa leggerezza eventi comunitari come i Panevin, i tradizionali falò dell'Epifania che radunano intorno al fuoco grandi e piccini. L'ammonimento arriva dallo psicologo e psicoterapeuta Mirko Casteller. I casi di isolamento, aggressività, soprattutto tra i giovani, sono in aumento. Vanno rivalutati quei contesti che consentono alle persone di incontrarsi, scambiare due parole, condividere del tempo insieme. È un messaggio che va dato alla popolazione. Incentiviamo i luoghi reali del contatto umano, non quelli artificiali, non quelli nei social. Io ho sentito troppi adulti fare la morale ai giovani perché non devono stare in piazza, perché non si devono aggregare, perché non devono litigare. Poi quando c'è la possibilità di starci in questa piazza gliela togliamo perché l'ambiente è prioritario in termini di salute rispetto alla salute umana. Ecco, per me l'ambiente non è prioritario rispetto alla salute umana, mentale. E quindi i Panevin non vanno demonizzati, anzi, e pace se per una sera è l'ambiente che ci rimette, sbotta Casteller, che se la prende con quelle amministrazioni comunali che hanno vietato il rogo della tradizionale catasta di legna. Io sono nato in un comune che è il comune di Villorba e per me è assurdo, paradossale che nel comune di Villorba per rispettare un ambiente, per rispettare l'ambiente, ripeto, l'ambiente, si tolga il luogo di aggregazione storica tra le persone. Per me è assurdo completamente. La pioggia l'abbiamo vista che già scende ad Arcade in tutta la Marca. La pioggia ha caratterizzato anche il primo giorno di saldi nella Marca. È stata una giornata un po' sottotono, ma i commercianti sperano. Partenza a rilento dei saldi invernali, complice il maltempo, ma anche il fatto che molti trevigiani si trovano ancora in vacanza nel primo giorno di promozioni, poche le persone in giro per la città e dentro ai negozi. I commercianti stimano un aumento degli acquisti tra il 7 e il 10% rispetto agli sconti 2023. Secondo le previsioni nella Marca si spenderanno circa 400 euro a testa tra abbigliamento e calzature. Il 69% si rivolgerà ai negozi fisici e il 59% punterà sulla qualità. Come accade ormai da qualche anno, in questo periodo ci si interroga sull'opportunità di posticipare gli sconti anche alla luce dei cambiamenti climatici. Troppo presto questi saldi, secondo lei? Sono sempre troppo presto. La stagione è partita molto tardi, è partita a fine novembre con il Black Friday perché il tempo è stato sempre molto tiepido e quindi la merce invernale è partita molto molto tardi. Si dovrebbe fare in maniera graduale e riportarli nella stagione giusta. L'inverno è iniziato da un mese, se lei pensa, novembre è stato freddo ed era autunno, neanche inverno. Un inverno che tarda ad arrivare e che ha condizionato gli acquisti nei mesi scorsi. Abbiamo avuto 2 mesi, io lo dico, disastrosi, ottobre e novembre, dissuasivi appunto per il caldo all'acquisto del capo invernale. Credo che in questo ci sia, diciamo, da parte nostra l'intenzione appunto di portare all'attenzione del legislatore. Posticipare i saldi, ma anche rivedere le tante promozioni che durante l'anno si susseguono, soprattutto nella grande distribuzione e online. Se ci fosse uniformità delle promozioni, parlo più delle grosse catene e dei siti online. I negozianti classici purtroppo devono sottostare a certe regole. Sottostare vuol dire anche perdere. A tal proposito, Federmoda Treviso ha in agenda di stilare una mappatura dei comportamenti di chi propone queste promozioni. Di capire quali sono le promozionali vere e proprie, giuste, quali no, quali messaggi che non sono chiari per il consumatore.
Dalla loro i consumatori si dividono tra chi aspetta con impazienza i saldi per avere il capo tanto desiderato e chi invece per i suoi acquisti sceglie altre strade. Avete aspettato questa giornata? Sì, molto, perché potevo pagarlo il doppio sul sito, quindi ho risparmiato. I saldi hanno ancora senso secondo voi? Sì, per risparmiare sì, ha senso, piuttosto che magari prendere una cosa a prezzo totale, magari riesci a trovarla a metà prezzo e conviene. Io non compro io non compro tanto nei negozi, quindi in realtà non faccio caso. Quindi insomma sono una cosa un po' sorpassata. Secondo me sì, cioè veramente noi non siamo persone più da mercatini dell'usato piuttosto che da negozi. Non sono saldi ma veri e propri doni quelli che arrivano al Banco Solidale dei Veneti schiacciati dalla crisi, che hanno ricevuto la visita di un ospite speciale, la Befana, arrivata per distribuire i doni ai piccoli ma quest'anno anche alle famiglie. Buongiorno! È arrivata la Befana! È arrivata la Befana ai Veneti schiacciati dalla crisi per aiutare tutti i bambini. Diamo qualche dolcetto, qualche giochetto e anche qualcosa di abbigliamento anche per le mamme. Eccola la Befana con la sua immancabile scopa al Banco Solidale dei Veneti schiacciati dalla crisi per distribuire doni a grandi e piccoli. Ha portato tanti doni per i bambini, ma quest'anno abbiamo anche la sorpresa che hanno portato dei regali per le mamme, per le famiglie. Allora, un nostro, diciamo così, amico ha regalato al banco della merce. Nel sacco della Befana c'è davvero di tutto: sciarpe, scarpe, capi d'abbigliamento, dolci e addirittura delle biciclette. Che verranno distribuite a secondo un elenco che noi abbiamo e così un po' alla volta renderemo mobili anche le persone. A Mirella Tuzzato e ai volontari il grazie delle tante persone aiutate dal Banco Solidale, come questa signora fuggita dalla guerra in Ucraina che fatica a trattenere le lacrime. Signora, mi ringrazio tanto che fate tanto per l'Ucraina, anche voi tutti, signora Marzia, Anna, anche signora Gabriele, prego, grazie mille per quello che mi ha dato per me e per mia famiglia. Ti abbraccio veramente. E dal Banco Solidale dei Veneti schiacciati dalla crisi un grazie a sua volta a chi è al loro fianco. Ringraziamo tutti quelli che ci hanno aiutato e ci aiuteranno durante l'anno e diciamo buona Befana a tutti. Adesso andiamo nel Bellunese. Dove se anche in questa zona c'è un'allerta maltempo, soprattutto per la neve, l'attenzione principale nel weekend riguarda il controesodo dalla montagna, soprattutto dal Cadore, tanto che la prefettura ha disposto un piano di sicurezza particolare. Traffico in costante aumento su strade e autostrade. Secondo ANAS, nel fine settimana dell'Epifania, circa 3,5 milioni di persone si metteranno in viaggio per rientrare in città dopo le vacanze natalizie. Molte scenderanno dalle montagne verso valle e la prefettura di Belluno se ne preoccupa. Le nostre arterie stradali saranno presidiate, quindi lo sforzo che lo Stato metterà in campo sarà notevole. Do un po' di numeri: 40 pattuglie dei carabinieri in questi 3 giorni, 7 equipaggi, di cui 3 della stradale, 1 della finanza e 3 dei carabinieri, dedicati alla sola Alemagna, che è l'arteria che sarà sicuramente più stressata. Però diciamo, rispetto agli altri anni abbiamo una variabile esogena, se così la possiamo definire, che un po' ci impensierisce, che sono le condizioni meteo avverse, quindi le nevicate annunciate dal centro funzionale decentrato della Regione Veneto. Quindi un appello agli automobilisti: non mettetevi in marcia privi di idonee dotazioni pneumatiche da neve o catene a bordo. Nel periodo natalizio il traffico è cresciuto del 15% rispetto allo stesso periodo del 2022 e sia per sabato 6 gennaio che per domenica 7
È prevista la sospensione della circolazione dei mezzi pesanti dalle 9 alle 22. La strada statale Alemagna quest'anno sarà interessata anche da 3 cantieri olimpici, i 3 cantieri delle varianti, quindi invito gli automobilisti a armarvi anche di pazienza, perché ci saranno dei punti che strutturalmente saranno un po' più difficili da superare per la presenza di alcuni cantieri che restringeranno la carreggiata. Queste dunque insomma le preoccupazioni e ovviamente l'invito agli automobilisti. Insomma, si preannuncia un weekend difficile. A proposito di Olimpiadi, si parlava di Olimpiadi. Sulle Olimpiadi è mancato l'ascolto di tutti. È solo uno dei passaggi importanti del vescovo di Belluno Feltre, Monsignor Renato Marangoni, che nella prossima intervista fa un po' il bilancio di cosa si aspetta per il 2024 nella sua montagna. Monsignore, è arrivato il 2024, qual è il suo auspicio e la sua speranza? Sì, la mia speranza è proprio la speranza, nel senso che vedo che l'atteggiamento di fondo rischia di essere un atteggiamento o preoccupato oppure di difesa oppure di arroganza. Lo vediamo anche nella conflittualità che c'è in atto e che porta evidentemente alle guerre. Questo secondo me deriva da una sbagliata percezione di un atteggiamento che io chiamerei speranza, che vuol dire, cosa vuol dire speranza? Vuol dire che tu hai uno sguardo che cerca oltre. Parlando del territorio in cui lei è vescovo, in questo territorio lei cosa spera? Ecco, la speranza qui, secondo me, vuol dire soprattutto fiducia. Fiducia nei rapporti interpersonali, certo, tra comunità. Non è così immediato, così facile cercare nell'altra comunità, nell'altra vallata, nell'altra zona del nostro territorio così variopinto. Io dico a volte che ho l'impressione che ci siano le regioni dentro la provincia. Parlavamo prima del Santo Padre e penso anche a chi lo ha preceduto con la passione per la montagna e per lo sci. Questa montagna avrà le Olimpiadi, tante polemiche, tante preoccupazioni, tante cose ancora in forse. Lei da spettatore questa vicenda come la vive? Guardi, io su questa questione qui io la vedo emblematica, perché si è capito dove è nata l'idea? Forse sì. Si è capito con chi si è ragionato sulla questione, con chi si è valutato anche la possibilità di realizzarla. Ecco, a me sembra che su queste questioni qui, quelle che poi suscitano tante argomentazioni e poi anche tante polemiche, poi gli schieramenti, eccetera, ci si rende conto che non si è avuto abbastanza la possibilità e la capacità di parteciparla insieme, l'idea. L'ascolto su questa questione delle Olimpiadi avrebbe fin dall'inizio fatto emergere alcune attese, alcune difficoltà che andavano valutate. Quindi anche questo evento qua, io mi auguro che anche le fasi queste adesso di emergenza, si corre ai ripari, si deve fare questo o quell'altro, non sia semplicemente un dover fare con una logica di parte, ma interpellare la comunità locale. Questo che manca attualmente anche nell'amministrazione globale della cosa pubblica e del bene comune. A Feltre le opposizioni all'attacco della sindaca Viviana Fusaro, nel mirino la sua conferenza di fine anno. Giunta Fusaro, dopo un anno e mezzo di attività arrivano le bordate dell'opposizione, particolarmente infastidita dai voti che, rispondendo alle nostre domande, il primo cittadino aveva dato al proprio operato e a quello della sua giunta. Ad aprire la raffica di critiche è una nota sull'incapacità di dialogo da parte di chi governa la città. Credo che un po' alla volta anche la città stia venendo meno o non abbia mai sperimentato il vero dialogo con questa amministrazione. Tutte le proposte che portiamo vengono respinte.
ci sta nel gioco delle parti, non ci sta quando sono proposte sulle quali c'è un impegno preso dal Consiglio Comunale all'unanimità di una discussione condivisa. Poi tantissime le critiche, dalle cose dette sulle caserme Zanettelli all'utilizzo dei fondi ricavati dalla rinegoziazione dei mutui, dai glifosati tirati in ballo da Mattia Cossalter ai fondi spesi per la cultura esaminati da Carla Cassol. Dagli 870.000 euro destinati all'illuminazione pubblica sottolineati da Adis Zatta al ruolo dell'assessore Bona, stigmatizzato da chi è anche segretario bellunese del PD. Di fatto è l'assessore che dice tutto il contrario di tutto e che emerge molto più degli altri in Consiglio Comunale, e non solo, lo vedremo anche nel prossimo bilancio. Quei referati hanno poste di bilancio molto più significative rispetto agli altri. Purtroppo riscontriamo un atteggiamento di totale, incoerenza rispetto a quanto detto in campagna elettorale proprio su alcune partite gestite anche direttamente dall'assessore Bona. Una fra tutti, l'abbiamo detto, le scuole e le caserme. Senza sconti, infine, la sintesi di chi è stato sindaco prima di Viviana Fusaro. La sindaca Fusaro dice che ha trovato un bilancio catastrofico, l'ha detto in tutte le assemblee frazionali, senza rendersi conto che quando ha approvato il bilancio consuntivo del 2022 ha sottolineato come fatto estremamente positivo l'attivo di cassa in parte corrente per 600.000 euro. Le opere pubbliche che sono state realizzate quest'anno sono in grandissima parte opere che l'attuale amministrazione ha trovato non nel cassetto ma già cantierate, quindi di che cosa stiamo parlando? Una buona volta farebbero bene a prendere atto che quello che hanno raccontato fino adesso non raccontava la realtà, a chiedere scusa e a cominciare con un metodo diverso. In chiusura, come sempre, la rubrica Il tuo presepe. Allora, questa sera vediamo le creazioni di Brian Caberlotto di Paese, la natività allestita nella chiesa di Fontane di Villorba, il presepe di Doriana Milani di Castello di Godego e della famiglia Ballin di Mogliano Veneto. E con queste immagini ci salutiamo e vi lascio al meteo. Arrivederci. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia. Laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Bentrovati al meteo. La Befana porta alla pioggia. Un'intensa perturbazione di passaggio sull'Italia sarà causa di un diffuso maltempo. Il dettaglio di sabato 6 gennaio. Sul Veneto avremo precipitazioni ovunque, saranno estese e frequenti con accumuli anche abbondanti. Quota neve sui 1100-1300 metri sulle Dolomiti, 1300-1500 metri sulle Prealpi.
Temperature stazionarie o con lievi e locali aumenti, minime tra 5 e 8 gradi, massime tra 8 e 12 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui il cielo sarà coperto con precipitazioni estese e in genere intense. Quota neve fino a circa 1100-1200 metri sulle Alpi e fino a fondovalle nel Tarvisiano. Temperature minime tra 7 e 9 gradi, massime sui 10-13 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove il tempo sarà perturbato con rovesci ovunque, limite delle nevicate fra 800 e 1200 metri. Temperature minime tra 1 e 2 gradi, massime sui 7 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato. A Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.